Lo ha trovato il padre, l'auto era ancora accesa, Samuel era senza vita al posto di guida, in mano il cellulare. Aveva scritto un messaggio che non è riuscito ad inviare. Il racconto di quegli istanti drammatici è di papà Corrado. Quando alle prime luci dell'alba si è alzato per portare il cane fuori, ha visto che il figlio non era rientrato dalla palestra, non aveva mangiato, non era andato a letto. Così è uscito a controllare e poco distante ha visto l'auto parcheggiata davanti al cancello di un terreno vicino casa. Samuel doveva scendere per aprirlo, ma non ha fatto in tempo. La voce di Corrado si incrina, non si spiega cosa possa essere accaduto, aspetta l'esito delle indagini per capire perché il figlio è morto a soli 22 anni. Impossibile accettare una morte tanto assurda. Un fulmine a ciel sereno, stava bene, nessun problema fisico, questo almeno è quello che sappiamo noi, continua. Un malore fulminante, forse un infarto. Samuel lavorava come addetto alla sicurezza nella discoteca Anima di Spresiano, una grande passione per il bodybuilding. Stava facendo un percorso per diventare personal trainer, un ragazzo con tanti sogni, come tutti i giovani della sua età. Ieri sera era andato in palestra in Viale della Repubblica a Treviso e c'è rimasto fino a poco dopo le 23. Poi ha ripreso l'auto per tornare a casa ed è proprio lì che si è accasciato. Sono arrivati sul posto i medici sanitari del suo M118, ma per Samuel non c'era più nulla da fare. Probabilmente la procura disporrà l'esame autoptico per far luce su questa morte che ha sconvolto l'intera comunità. Poco distante la casa e il bar dove Samuel andava spesso a parlare a Ivano, il titolare. L'ho sempre visto come bambino dolce, bravo ragazzo, tutto lì. Non ho neanche parole da esprimere. Siamo distrutti, ci dice. Io andavo a scuola con il papà di Samuel. Non pensi una cosa così, mai. Forse è meglio così, non pensare è meglio. Però quando succede muori dentro, qualcosa muore. Non lui, tutti. Poche parole, lo strazio di una tragedia che non ha risposte. Un cantante che conosciamo tutti ha detto siamo candele al vento. Candele al vento.